Ci saranno delle zone rosse a Jesolo per garantire maggiore sicurezza anche con i metal detector per capire se i giovani hanno coltelli. Cosa ne pensa a riguardo? Ma penso sia positiva come soluzione, nel senso che bisogna garantire a tutti, anche alle famiglie come noi con un bambino, di girare in sicurezza, insomma. Metti in sicurezza chi viene qua a fare vacanza, fa tutta parte della vacanza, sentirsi più sicuri, no? E da quest'anno nuove regole, sa che sarà proibito fumare in spiaggia, cosa ne pensa? Beh, io onestamente a me fa piacere saperlo, perché comunque dà fastidio anche avendo bambini, se non si può fumare in spiaggia io sono contenta. Può dare comunque fastidio e ritengo che possa andare bene. Io sono favorevole, però sono una non fumatrice, però se penso ai miei bambini preferisco insomma che ci siano dei luoghi magari come conosco altre località dove ci sono proprio le aree smoking. Molte persone non amano il fumo, quindi di conseguenza chi fuma in spiaggia poi lascia anche le cicche a terra, quindi di conseguenza è meglio così. È una cosa che non mi tocca perché appunto io le rimetto nel pacchetto e dopo le butto nel primo cestino, quindi anche in macchina non le butto dal finestrino, quindi questa qua è una cosa che sta a cuore anche a me. Se non si comincia da qualche provvedimento ci si abitua, come quando si fumava nei locali chiusi, che si inquinava anche il mangiare degli altri e ci si è pure abituati. Si farà anche in spiaggia. Il problema sarà chi controlla anche a riva, per esempio le persone che fumano a riva, e quindi bisognerà vedere anche i controlli come verranno eseguiti.